Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon giovedì a tutti voi. Giovedì puntata agreste, diciamo così, perché andiamo assieme a scoprire le proprietà di alcune piante al giardino delle piante officinali di Casola Valsenio. In questa puntata vi parliamo di Santoreggia e di Sopo e in più la nostra amica Katia, affilate i fornelli, si dice? No, vabbè, diciamo allora accendete i fornelli e affilate i coltelli perché Katia ci insegna a realizzare una frittatina di Sopo. Buon appetito, volevo dire buona visione. Ben ritrovati amici dal Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni per andare ancora una volta alla scoperta dei segreti delle piante officinali. Lo facciamo come sempre col mio amico Sauro. Ciao Sauro, ben trovato. Ciao, buona giornata, ciao. Allora, oggi parliamo di una piantina che io sinceramente non conoscevo, ma tanto ne conosco una su 10, perciò questa fa parte delle 9 che non conosco, ed è la Santoreggia. Che cos'è? La Santoreggia, in particolar modo questa che abbiamo qui davanti a noi, si chiama Santoreggia montana o come la chiamano botanicamente Saturea montana. È un arbustino, un suffruttice meglio, un cespuglio, una pianta un subfruttice. Subfruttice fatto da una porzione legnosa alla base e erbacea all'apice. In effetti se ci avviciniamo alla piantina, ci andiamo un attimo e vediamo che sotto è completamente legnosa, lignificata. Legno vero e proprio, rompiamo un rametto. Mentre nella parte più apicale agli apici è erbacea, è tenera, è morbidissima. Sono le sue foglioline, sono i suoi rametti giovani. È una pianta perenne, particolare perché è molto resistente al freddo. Tant'è vero che la troviamo presente anche sulle nostre Alpi e sopporta bene le temperature basse che ci sono in quegli ambienti. Soprattutto è interessante perché è un'erba aromatica, usata nei secoli passati, da tantissimo tempo, come aromatizzante, come miglioratore dei sapori di molti cibi, soprattutto delle carni. Tant'è vero che fin dal tempo del Medioevo questa era consigliata sempre nelle preparazioni, in tutti i banchetti dove si usava carne cacciagione. Diciamo che il piego migliore proprio sia questo, sulle carni rosse. È una erba aromatica, quindi profumata, si mangiano le foglioline, si mangiano anche i fiorellini. Ha di caratteristico però che la foglia pizzica molto sulla lingua, masticandola dopo un pochettino quasi brucia, è potentissima, è molto forte. Si sente? Abbastanza. Molto. Pizzica, la Santoreggia pizzica, giuro. È aromatica, quindi gradevolissima da mangiare. Ideale sono l'impiego delle foglioline giovani, come queste che abbiamo qui davanti, che più volte abbiamo spuntato, abbiamo raccolto, ma anche questa parte di pianta è ancora edule, è ancora commestibile. È curiosa perché il principale impiego è quello culinario, in cucina, dove oltre alle carni può essere impiegata per aromatizzare un'insalata, può essere usata per aromatizzare i pomodori, meglio ancora sui legumi, tant'è vero che nella tradizione popolare, l'indicazione anche di molti chef oggi è quella di mescolarla o aggiungerla durante la cottura e rimetterla a fine cottura in mezzo ai fagioli, ai ceci, alle lenticchie, quindi tutti i legumi. Interessante perché gli esperti sostengono anche riduca il gonfiore dopo aver mangiato i legumi, che questi legumi possono dare al nostro intestino. È interessante ancora perché, vediamo adesso, le api stanno bottinando, stanno raccogliendo il polline. È una pianta mellifera, quindi fine estate va in fioritura, questi sono i suoi fiorellini. Il limite di questa pianta è che tante volte da parte del pubblico viene confusa con altre piante aromatiche, per il semplice fatto che profuma moltissimo, ha questo aroma che ricorda anche l'origano. Allora per molti tutto ciò che profuma è origano e invece non è così. Abbiamo varie piante profumate, fra le quali la Santoreggia, e questa è una specie, ce n'è un'altra che troviamo spontanea, che spesso si coltiva in tutti i giardini, negli orti, la chiamano proprio Santoreggia degli orti, è la Saturea ortense, che si differisce da questa per il fatto che non è più una pianta perenne, ma è annuale. È rapidissima nella sua crescita, intanto nella germinazione del seme. Vorrei dire agli ascoltatori che intanto il seme di questa Santoreggia montana germina male, molto lento. I più fortunati riescono ad avere in 20 giorni una piantina, ma più spesso dobbiamo seminarla in inverno o farle passare un periodo di vernalizzazione per riuscire a far germinare il seme. Seminate in inverno, forse a primavera inoltrata, maggio, giugno, nascono nuove piantine, germinano i semi, nascono nuove piantine. È piuttosto lenta,
Ha un seme molto duro, ma germinerà anche questa. Poi è perenne, sopravvive molto a lungo. Questa pianta sono piante che hanno sicuramente una decina d'anni, ma possono vivere. Avevamo dei campioni tagliati negli anni passati che avevano superato i 30 anni di vita. E l'altra caratteristica di questa pianta è quella, come vediamo le prime piantine lì, state tagliate. Più le tagliamo, più riescono a ricacciare e si mantengono fresche e giovani. Soprattutto adesso che ci avviciniamo al periodo invernale, possiamo vedere che se la pianta la spuntiamo prima dell'inverno, in settembre ad esempio, massimo primi di ottobre, ricacceranno dei giovani gettini, dei giovani germogli che rimarranno verdi anche in inverno, eventualmente con le foglioline un pochettino più coriacee, e si potranno così utilizzare in cucina con facilità. Se invece la lasciamo stare, come in questo caso, non la potiamo, non la tagliamo, lasciamo che finisca la sua fioritura, che produca i semi e non facciamo nessuna cimatura, arrivando l'inverno, la pianta perde le sue foglioline e sembrerà completamente secca, l'altra rimarrà il suo cuscino bello verde. Questa assolutamente sembrerà secca, morta. Non è morta. La primavera riprende Si a vegetare, riposa. si riposa solamente, sarà poco bella da vedere e in primavera riprenderanno i loro gettini giovani. Si potrà intervenire potando, tagliando i rametti, quelle porzioni apparentemente secche, epigee, e dalla base riprende a vegetare con grande facilità. Si può tenere in vaso, vasi un po' grandi, meglio ancora in terra. Soprattutto è importante esporla bene alla luce, al sole, in terreni che drenino bene, sopporta male, essendo un'aromatica, il ristagno idrico. Quindi il terreno deve drenare. È la tipica pianta per i giardini rocciosi, per i luoghi molto asciutti, assolati, sui sassi va benissimo. Ecco, questi sono gli aspetti fondamentali di questa piantina. E, qualche volta viene confusa con un timo, la chiamano santoreggia, perché c'è un timo che ha un aroma vagamente simile a questo, ma non è timo, non è santoreggia quel timo, è timo, avevamo visto parlando dei timi, timo e serpillo. E, ultima cosa ancora di questa piantina, l'altro aspetto importante è che questi ramettini, se toccano quando sono giovani terra, riescono a radicare. Quindi possiamo propagarla, oltre che da seme, eventualmente da piante giovani di visione di cespo, ma anche per propagine. Però ovviamente il ramettino giovane, tipo quelli che sono lì accanto e si vedono abbastanza bene, appoggiati in terra, nell'arco di qualche settimana, a volte qualche mese, riescono facilmente ad emettere delle radichette e così possiamo ottenere una nuova piantina. E allora in questa puntata noi non vi parliamo solo della Santoreggia, però intanto abbiamo iniziato a conoscere questa piantina che, come ci spiegava Sauro, spesso viene confusa con l'origano perché è molto profumata, ha un sapore piccante, io l'ho assaggiata, avete visto? Pizzica un po' sulla lingua, è una piantina aromatica adatta a terreni rocciosi. Come ci ha spiegato Sauro, è inutile allagarla perché poverina casomai affoga, quindi sempre irrigare con un pochino di attenzione e di accortezza, fare in modo che dreni bene l'acqua che le versiamo. Insomma, i segreti della Santoreggia, almeno in parte, li abbiamo scoperti. Andiamo a scoprirne altri. Ben ritrovati al nostro momento di approfondimento sulle piante, grazie alla nostra amica Valentina che oggi ci rivela delle proprietà insospettate della Santoreggia. Io al massimo l'avrei messa in insalata senza sapere che così facendo avrei potuto far ringalluzzire l'altra metà di casa mia. E questo deriva da una tradizione popolare che conferisce alla Santoreggia proprietà afrodisiache. Infatti gli studiosi di etimologia fanno derivare il nome Santoreggia dalla parola satiro con appunto allusioni. Ma pensa un po', non si finisce mai di imparare. Quindi la tintura madre di Santoreggia può essere utilizzata proprio in tutti questi casi. La si ingerisce, sì, non è sì, che sì, ci si sì. spennella. No, che perché alcolica. Io chissà cosa potrei combinare. No, 20 gocce 20 di tintura gocce. madre Allora per uso segnate, orale. signore che avete il marito di una certa, che insomma poverino fa quel che può, 20 gocce di Santoreggia, tintura madre. Non quindi spennellatelo che non si sa mai cosa succede. O comunque se non abbiamo la tintura madre, se vogliamo aromatizzare al posto del sale e del pepe il nostro arrosto, comunque la nostra pietanza, perché non mettere un po' di Santoreggia? Male non fa, e poi comunque è molto meno costosa di altre pillole che troviamo in colore farmacia. bluetto. Ecco. Tra le altre
proprietà della Santoreggia, ricordiamo comunque quelle digestive, carminative, serve proprio a evitare la formazione dei gas intestinali. E Ecco quindi, perché anche, insomma, in un certo modo favorisce, perché ma insomma andare a sì, letto con uno pieno di gas non è il massimo della vita, invece esatto. così assorbiamo e l'effetto è garantito. È comunque una pianta che ha proprietà stimolanti, toniche, quindi indicata in tutti i casi di neurastenie, stanchezza, in persone anemiche, debilitate, stimola proprio anche l'appetito. Direi che queste grosso modo sono le proprietà della principali della Santoreggia. E Santoreggia. allora io ve le riassumo perché questa pianticina qui, insomma, abbiamo scoperto che la possiamo mettere in insalata, la mettiamo però in insalata solo se la persona con cui andremo a mangiare l'insalata o ci aromatizzeremo l'arrosto è una persona gradevole, che ci piace, con cui vorremmo approfondire un certo tipo di discorso, diversamente evitate la Santoreggia. Oltre ad avere questa proprietà afrodisiaca, ci ha spiegato Valentina, è un coadiuvante nella digestione, Esatto. assorbe i gas intestinali, è indicata nei momenti di stanchezza, magari anche nei cambi di stagione, Sì, quando c'è perché un no? pochino di astenia, ci si sente un pochino più deboli, un pochino di Santoreggia e passa la paura, stiamo tutti bene. Grazie Valentina. Grazie a voi. E allora siamo venuti via dalla piantagione di Santoreggia, adesso siamo in Serra Sauro. Allora, abbiamo qui diverse piantine, c'è anche la Santoreggia. Qui sono tutte Santoreggia, piantine di Santoreggia montana, la stessa Santoreggia che abbiamo visto prima in campo. Abbiamo accennato della propagazione della Santoreggia, qui vediamo piantine che sono state ottenute quasi tutte quante da seme, quindi piano in pianino, lentamente, aspettando un po' di tempo, hanno tutte quante germinato. Vediamo piantine giovani, con quell'aspetto che si diceva prima, legato al portamento della pianta a fine inverno, quindi quelle piante spuntate, tagliate, quando sentono un pochino il freddo, avranno questa caratteristica di essere un pochino più ispessite rispetto a quelle ricacci giovani che abbiamo trovato fuori in campo. Questa è una piantina giovane che si sta sviluppando, ora è in vasetto, pronta per essere messa a dimora in piena terra. Notiamo anche che deve essere tolta dal vasetto perché stanno fuoriuscendo le radichette, i capillari, le barbatelle dal vasetto, quindi è bene toglierla, trapiantarla in un vaso più grande o, meglio ancora, in piena terra. Ci sono delle piantine molto simili qua in giro, sono sempre Santoregge? Ci sono alcune piante che apparentemente sembrano Santoreggia ma non lo sono. Le abbiamo messe qui apposta per far vedere meglio la differenza. Parlavamo sempre di piante che vengono confuse una con l'altra perché tutte quante queste appartengono alla famiglia delle labiate o lamiace, come oggi vengono chiamate, ma sono specie diverse. Questo ad esempio è il timo. Questo è un tipo di timo, il timo comune, profumatissimo anche questo, cambia un po' il profumo da quello della Santoreggia, ma è interessante perché, e qui notiamo la differenza, perché ha le foglioline più piccoline, più strette, sempre lanceolate, allungate, margine intero, ma rispetto a quello della Santoreggia, non so se si riesca a far vedere meglio, queste sono un pochettino più corte, la Santoreggia le ha molto più lunghe, poi più incurvate, più Queste ricorso di sembrano loro. più quelle di una piantina grassa, questa è di una piantina normale. Sì, potrebbe essere anche così definita volendo. Poi cambia il Passamela. profumo, passata. Benissimo. Oppure quest'altro tipo di timo. Questo è un altro tipo di timo, un'altra varietà, un'altra cultura. È un timo che profuma di limone, quindi il profumo si sente o di cedro quasi, e la foglia è più larga rispetto al timo precedente. Però rispetto alla Santoreggia cambia ancora, anche se il fusticino è erbaceo, un po' come quello della Santoreggia, ma sono piante ben differenti, quindi vedendole vicine ci accorgiamo bene della differenza. Quando invece queste non sono lontane fra di loro, ecco, profuma, ora si pensa più spesso al timo e all'origano, ma ancora di più all'origano. Ecco che allora qui ho messo due specie di origano differenti, proprio per far capire che sono piante differenti, c'è molta Questo è differenza un origano. questo è un origano a mio avviso interessantissimo, buonissimo. È chiamato e si chiama origano eracleoticum, origano Il profumo di niente. profuma niente adesso, ma se stropicciamo forte, il profumo si sente abbastanza, anche se adesso ho Sì, le dita che vero. hanno di altre erbe. Santoreggia. E è interessante perché è l'origano della Sicilia, l'origano eracleoticum, il suo nome, ha questa infiorescenza bianca, molto diversa da quella della Santoreggia. Se notiamo sono fiorellini, a parte le dimensioni, sono disposti in modo diverso lungo lo stelo e sono anche di dimensioni differenti. Poi la foglia
è molto più allargata, molto più pelosa in questo caso, ha una pelosità sia sulla pagina inferiore che su quella superiore ben più marcata. Inoltre il profumo è differente, c'è anche rispetto alla Santoreggia una pelosità sui fusti diversa, sono tutti piccoli particolari che chiedono un po' di attenzione, bisogna soffermarsi un attimo, però questa la vediamo una pelosità minima, quasi glabra, invece l'origano è molto più evidente. Anche il timo ha una sua pelosità, ma non è così marcata, così evidente, occorre una lente per osservarla attentamente. E quest'ultimo origano è un'altra specie ancora meno profumato, meno gradevole, più selvatico, il nostro origano che troviamo un pochettino dappertutto nelle scarpate, ai bordi dei fossi delle strade, foglia molto larga, meno aromatica, ecco, dell'altro origano che abbiamo visto prima. Ecco. Domanda, io so che abbiamo scoperto qualche puntata fa che ci sono dei ritrovati per poter trovare marito. C'è stata la regina di Ungheria, no, di Sì, Bulgaria, Ungheria. Ungheria, che ha trovato marito a 72 anni. Con cosa? Usando la pianta dell'issopo. Esatto. Adesso io ho scoperto anche che se il marito a casa nicchia un po', voi piantate della Santoreggia a destra e a manca. Se il marito torna a casa e voi siete tutte e lui dice guarda ho fame, dammi la minestrina, vado a letto, c'è la partita Champions, insomma non scherziamo, voi cacciate della Santoreggia a destra e a manca lì, magari anche sul comodino del marito, vero? Perché? Ma insomma, queste sono detti, sono superstizioni, sono tradizioni popolari tramandate nel tempo, divertenti, curiose, che forse hanno sviluppato un po' la fantasia delle persone. Nel Medioevo esisteva questo detto, e il nome Santoreggia derivava proprio anche dal satiro. La tradizione popolare. Il satiro. Vabbè, ma abbiamo scoperto anche che insomma colui che per anni e anni ci ha governato non è vero che prendeva le pilloline blu, ma aveva le piantagioni di Santoreggia ad Arcore. Date ad Arcore a vedere se non c'è della Santoreggia. Comunque, ecco, la tradizione popolare tramandava questa curiosità della Santoreggia. Tant'è vero che nel Medioevo si diceva la Santoreggia deve essere bandita dai monasteri e dalle caserme. Vabbè, lasciamo così, è divertente la cosa. Non da casa, dalle nostre case. Io adesso torno a casa. Qua quanta ce n'è di Santoreggia disponibile? Un bel po'. Ok, me la porto tutta perché comunque per il momento non ce n'è bisogno, però non si sa mai nel tempo. Poi adesso passiamo anche a parlare di quell'altra pianta, quella che mi serve per farmi sposare, no? Va bene, parleremo anche di quelle lì e dei vari preparati, c'erano miscele diverse, ma sono sempre tradizioni e culture tramandate nel tempo, informazioni varie, che chissà se veramente sono state. Provo io, faccio io il test. Issopo e Santoreggia. Vi viene fuori un marito perché vi sposa e soprattutto anche un uomo di un certo vigore. Prepariamo oggi invece delle polpettine di salsiccia con la Santoreggia. Prendiamo la salsiccia, la apriamo, togliamo la polpa interna macinata, andiamo ad unire le foglioline di Santoreggia. La Santoreggia è abbastanza pungente come gusto, quindi non bisogna magari esagerare troppo. Tante volte i nostri nonni dicevano che troppo guasta e poco basta, quindi una quantità non esagerata di Santoreggia, un uovo per legare il tutto e andiamo ad impastarla. Prepariamo quindi delle polpettine che andremo a passare nella farina. E andremo a metterle nell'olio. Andiamo a posizionare nella padella le nostre polpettine.
passate nella farina fanno un pochino di sughino già da sole, quindi possiamo decidere se servirle dopo con l'aggiunta di un po' di salsa di pomodoro, oppure semplicemente con un pochino d'acqua per fare un sughino bianco, oppure anche semplicemente così asciutte. Una volta cotte e ben dorate, andiamo ad impiattare le nostre polpettine. Ti accompagneremo col rametto di Santoreggia.